La medicina in laboratorio oggi è essenziale non solo per la diagnosi, ma anche per la prognosi, per l'approccio terapeutico più corretto, e quindi la medicina in laboratorio è centrale oggi nella medicina clinica, direi nella medicina clinica di oggi, la medicina clinica del terzo millennio. E il convegno di oggi si occupa di alcuni aspetti particolari, come le tecniche di biologia molecolare clinica, che sono, diciamo, le tecniche più innovative, più nuove, quelle che riguardano la genomica, la proteomica, la metabolomica, quindi gli aspetti più, diciamo, più importanti e più difficili, soprattutto con le tecniche del passato da poter indagare e studiare. Oggi invece queste tecniche ci permettono appunto di capire meglio l'origine delle malattie e quindi di poter anche approcciarci dal punto di vista della terapia più direttamente a quelle che sono le alterazioni molecolari che conducono alle diverse patologie. Oggi viviamo la medicina delle 4P, che sono la predizione, la prevenzione, la personalizzazione, la partecipazione. Tre di queste P, predizione, prevenzione e personalizzazione, si realizzano grazie alla medicina in laboratorio. Sì, diciamo che il congresso di oggi è molto bello, ha lo scopo di fare un po' il punto a 360 gradi su tutte quelle che sono le novità nel campo della medicina di laboratorio. Affronterà dei temi nel campo della microbiologia, malattie riemergenti come per esempio le infezioni tubercolari, con le tecniche per fare diagnosi, e affronterà anche dei temi importanti dal punto di vista sociale, cioè il contributo che il laboratorio può dare alle coppie che hanno difficoltà procreative. Il paziente deve essere al centro dell'attenzione, se no niente avrebbe un significato. È chiaro che la microbiologia, come abbiamo detto poco fa, è una branca che è andata un po' a rilento per quanto riguarda le trasformazioni tecnologiche, perché sono rimasti molto sul manuale, ma comunque si sta recuperando tempo per migliorare le performance e dare una risposta diagnostica più velocemente possibile.